Sono Franca De Lazzari, dirigo la gastroenterologia OSA dell'azienda Ospedale Università di Padova. Si chiama gastroenterologia OSA perché OSA è un acronimo da Ospedale Sant'Antonio, ma ci piace anche questo acronimo perché in questi 22 anni di attività abbiamo osato e costruito dei percorsi per i pazienti. L'obiettivo della struttura è stato inizialmente quello di costruire percorsi di supporto alla patologia cronica digestiva quando si riacutizzava, le patologie da dipendenza e soprattutto la prevenzione dei tumori dell'apparato digerente. La prevenzione dei tumori dell'apparato digerente è sicuramente uno degli obiettivi più importanti attualmente perché la prevenzione viene considerata in maniera superficiale una cosa facile da fare, invece è sempre molto difficile e laborioso perché riguarda persone che stanno bene. E allora organizzare una struttura ospedaliera per fare prevenzione era la sfida. Anche per noi medici, la sfida era quella di evitare malattie e non curare come abbiamo imparato a fare nel corso di laurea e nel periodo della specializzazione. Il tumore del colon retto è un tumore che effettivamente è molto frequente, è la seconda, terza causa di morte sia nei maschi che nelle femmine ed è un tumore prevedibile e prevenibile. Ci sono delle condizioni che danno un rischio, il rischio maggiore è l'età. Quindi costruire questi percorsi differenziati per persone che avevano bisogno di una diagnosi per sintomi presenti e percorsi per persone che stavano bene ma nei quali potevamo prevenire la malattia è stato l'obiettivo che ci ha caratterizzato in questi 20 anni di attività. Questo era l'inizio di un percorso che abbiamo fatto grazie all'intervento e alla collaborazione con dipartimenti territoriali come quello della prevenzione e funzioni altamente specialistiche come quelle di un'azienda ospedaliera come la nostra. Azienda che ha potenziato ulteriormente la possibilità di diagnosi precoce con strumenti di terapia e di intelligenza artificiale che supportano in maniera sostanziale l'attività di diagnosi, di terapia, ma soprattutto di prevenzione del tumore del cancro. Il cancro del colon retto nasce da un polipo, può diventare cancro in una percentuale variabile tra il 25-30% dei casi in cui sorge e asportandolo viene evitata la crescita e quindi lo sviluppo di tumori. Esiste anche però la possibilità di arrivare a fare una diagnosi precoce, cioè si arriva quando il tumore c'è già ma è piccolino e anche qui abbiamo attivato sistemi che oggi sono a un buon punto e che dovranno svilupparsi nel futuro ed è la prospettiva che lasciamo alla futura generazione, diciamo, che porterà avanti questa struttura, cioè non solo la diagnosi precoce, ma anche la terapia e i controlli periodici di tutte queste patologie digestive in prevalenza con l'obiettivo di prevenire malattie più gravi. Il dottor Rosarizzotto dovrebbe continuare su questa strada e la continuità la garantiremo. Io vorrei adesso mostrarvi quelli che sono delle immagini di queste azioni che vengono fatte. Allora, buongiorno, io sono il dottor Rosarizzotto, lavoro con la dottoressa De Lazzari da circa 15 anni. Come ha detto prima la dottoressa, noi continueremo questo lavoro di prevenzione e di terapia delle lesioni precancerose del tratto digestivo
E in questi anni, insieme con la dottoressa De Lazzari, abbiamo messo a punto delle tecniche endoscopiche per la resezione dei polipi e l'asportazione di questi, prima di tutto nel colon retto, dove noi abbiamo iniziato, e poi passando anche agli altri tratti del tubo digestivo, come l'esofago e lo stomaco. Queste tecniche innovative ci aiutano a togliere i polipi che per noi vengono identificati con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che stabilisce se sono benigni oppure maligni, e quindi targetiamo la tecnica migliore endoscopica per l'asportazione di questi tipi di lesioni, a partire dalle tecniche diciamo, più vecchie come la mucosectomia semplice utilizzando l'ANSA, a tecniche più nuove e più efficaci per l'asportazione di queste lesioni, che sono la dissezione endoscopica sottomucosa e la resezione a tutto spessore del tratto intestinale. Utilizzando queste tecniche endoscopiche, quindi passiamo dalla prevenzione, quindi alla terapia delle lesioni, e noi speriamo di dare continuità a tutto quello che fino adesso ha portato avanti la dottoressa De Lazzari. Come abbiamo visto, il passaggio da una gastroenterologia esclusivamente clinica, diagnostica, al passaggio di una gastroenterologia diagnostica, terapeutica, ma soprattutto preventiva, è un passaggio che sta avendo il suo sviluppo e continuerà. La continuità deve essere garantita, perché i risultati che abbiamo avuto su molte malattie sono esaltanti, e vi assicuro che per i medici riuscire a condizionare in maniera importante la storia naturale di una malattia grave è uno degli obiettivi che ci sta a cuore, non solo perché siamo dei professionisti innamorati della nostra professione, ma perché questo vuol dire aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno.